Salve, sono Alessandra Floris e da circa 16 anni porto avanti questa attività. In questo momento vi farò vedere come si inserisce il disegno nel cestino. Poi successivamente vi farò vedere come si attacca il brocatto diciamo, alla nostra sottopanna. Sottopanna si intende appunto sotto il cestino. Allora, io adesso attacco il tessuto va attaccato in modo laterale, molto laterale, perché queste poi dovranno scomparire, cioè non si dovrà vedere l'imbastitura che si fa in questo momento. Si fanno dei punti molto larghi, non è necessario che siano strettissimi, che andranno appunto a coricarsi lateralmente sulla sponda del cestino. Si fanno una serie di punti, esattamente così. Tutto il giro in questa maniera, imbastendolo lateralmente, l'effetto finale sarebbe questo. Si taglia tutto il superfluo, proprio il più rasente possibile, e successivamente appunto si inserisce, ribagnando sempre il filo da cucito, pungendo a questo punto sopra il tessuto e ricreando i punti. Dobbiamo stare molto attenti perché i punti devono essere un po' diciamo non troppo attaccati ma neanche troppo distanti. Si inserisce il fieno. In questo caso, sempre stesso discorso, si scelgono sempre gli steli più bianchi. In questo caso ce ne vogliono un pochino di più perché noi dobbiamo coprire tutta la corona sul davanti. Stesso discorso, si mettono dritti e poi successivamente si schiacciano e si mettono qua sul davanti. Quindi questo sarà il primo punto, poi chiaramente si spinge piano piano verso l'interno, un po' in genere si lascia un pochino, il resto si taglierà dopo che si è sicuri che lui sia installato bene. Ricordarsi sempre che anche questo è un giro molto delicato, quindi rifare sempre la punta, perché se lui dovesse aprirsi dentro potrebbe tirare i filamenti del tessuto e quindi fare stramare, diciamo, il tessuto. In questo caso vado a coprire appena adesso un punto di imbastitura e lui scomparirà sotto. Cambio filo sempre alla stessa maniera sull'ultimo punto fatto. Adesso questa di nuovo è la nuova corona. Questo lavoro si fa per tutto il punto, dobbiamo proprio ricreare. Noi non ci baseremo, mentre gli altri giri crescevano giro su giro seguendo i punti di sotto, io adesso invece devo proprio ricrearmene dei nuovi. Chiaramente ogni volta che incontro l'imbastitura me la tirerò sotto, proprio tirandola con il punto un po' più sotto, e me la nascondo. Dovrà andare a scomparire sotto, diciamo, il cestino, sotto la corona. Il tiraggio appunto dei punti spingerà questi lineamenti laterali qua sotto, quindi andrà proprio a scomparire e noi vedremo come dovrà scomparire. In pratica non si deve vedere quasi niente del tessuto sotto.